La rivendicazione è importante, è una rivendicazione di lavoro e di qualità di lavoro nel territorio. CGIL, Concisl, UIL e UGL hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per la giornata di domani. Incroceranno le braccia ai ferrovieri che protestano contro il nuovo corso intrapreso da Trenitalia nella gestione del personale. Hanno lasciato a casa dei ragazzi che avevano un contratto a tempo determinato. Questi lavoratori sono rimasti a casa e rimangono le carenze strutturali per ciò che riguarda gli organici. Un modo, sostengono i sindacati, per aggirare la carenza di risorse ricorrendo a lavoratori con contratto di somministrazione, perciò non dipendenti di Trenitalia, mentre l'obiettivo è quello di mantenere livelli occupazionali e competenza nel territorio. Preoccupazione viene espressa per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da destinare ai team di assistenza a bordo dei convogli. Un'attività che non è stata concordata con il sindacato, ma che ci siamo trovati e che l'organizzazione di Trenitalia ha deciso di mettere in piedi. E poi ci sono i problemi denunciati da tempo che riguardano la logistica. Noi abbiamo dei problemi relativi a mancanza di risposte anche sui siti industriali, sia di Mestre, di Verona, e coinvolgono tutto il Veneto. Non abbiamo più un impianto di riferimento per ciò che riguarda la lunga percorrenza di Trenitalia sul Veneto. Migliori condizioni di lavoro, migliore servizio per gli utenti dei treni, la stragrande maggioranza dei quali sono studenti e lavoratori. Per ridurre al minimo i disagi, lo sciopero domani inizierà alle 9.01 e si protrarrà fino alle 16.59.